Perfetto. Buonasera a tutti e benvenuti. Oggi siamo giunti al quarto e ultimo webinar che, come i precedenti, è stato pensato per i nostri soci e per tutti gli operatori del settore. Io sono Veronica e mi occupo della comunicazione all'interno del Consorzio Vini Venezia e oggi andremo ad affrontare il tema delle fermentazioni spontanee valutando rischi ed opportunità insieme al dottor Raffaele Guzzon, docente della Fondazione MAC. Prima di cominciare passerei la parola al direttore Stefano Quaggio per i saluti iniziali e poi possiamo procedere. Prego. Bene, grazie Veronica, buon pomeriggio a tutti, bentrovati. Vi porto come di consueto i saluti del Presidente Piazza, Giorgio Piazza, Presidente del Consorzio Vini Venezia, e i saluti ovvi del Consiglio di amministrazione. Anch'io con piacere saluto il professor Raffaele Guzzon che a breve, per i prossimi 50 minuti, insomma, ci darà un paio di informazioni utili sulla tematica riguardante la fermentazione e le fermentazioni spontanee che nell'ultimo periodo, insomma, sono state anche soggetto di particolari attenzione. Infatti abbiamo percepito negli ultimi anni, lato operatori, ma anche appassionati, insomma, una certa curiosità e non solo verso questa tipologia di conduzione per l'appunto in cantina delle fermentazioni. Tra l'altro siamo in un territorio abbastanza variegato, abbiamo la fortuna da un certo punto di vista che le nostre 5 denominazioni, ovvero la DOC Venezia, la DOC di Sompramaggiore, DOC Piave e le 2 DOCG Malanotte del Piave e l'ISON classico DOCG, gravitino insomma in 2 territori amministrativi come quello di Treviso e di Venezia, ampi, abbastanza ampi, insomma, quindi con una cultura enologica e non abbastanza variegata, quindi di fronte a noi spesso ci troviamo nella situazione di avere domande, perplessità da questo punto di vista, sia lato, ripeto, operatori del settore, sia lato consumatori. Forse anche perché lato, diciamo, comunicativo è una buona carta che un operatore si può giocare nel momento in cui si affaccia al consumatore stesso. Però ovviamente ci sono dei rischi importanti da tenere in considerazione. Spesso e volentieri si pensa che tali rischi siano, magari poi il professor Guzzon mi dirà magari il contrario, ma che questi rischi insomma siano solo in cantina, o meglio che il pensiero di condurre una fermentazione in maniera spontanea si debba partire e quindi le considerazioni a fare solo in cantina, in realtà magari forse il pensiero lo si deve percepire un attimino prima, quindi direttamente in campo con la conduzione fitosanitaria delle uve, ma anche sulla gestione vera e propria anche della raccolta. Mi vengono in mente delle criticità che possono essere quelle riguardanti anche le attrezzature che si impiegano, ecco, in un momento, quello della raccolta, in cui poco tempo c'è e la pressione è molto, molto elevata. Quindi ecco, io ringrazio sicuramente il professor Raffaele Guzzoni per la presenza odierna e a breve insomma, gli cederò la parola. Veronica, credo che se ci saranno delle domande potranno gli appassionati, insomma i soci che sono presenti alla video call di oggi, porcele nella chat oppure alla fine, non vi preoccupate. Certo. Raffaele Guzzone, professore, lui si è laureato, se non ricordo male, nel 2004, ha una laurea in tecnologie alimentari presso l'Università di Parma, leggo perché così non mi sbaglio, poi mi corregga. No, non si preoccupi. Ha concluso un dottorato di ricerca sull'applicazione per appunto delle culture microbiche nelle fermentazioni enologiche e attualmente è docente presso l'Università di Trento nel corso di cultura e enologia, quindi è una figura che riteniamo azzeccata e quindi abbiamo avuto il grande piacere, abbiamo il piacere insomma di averla qui per darci insomma un paio di informazioni
che insomma, torneranno utili sicuramente agli operatori presenti. La video call di oggi è registrata, quindi sicuramente a chi non sarà presente potrà accedere. E niente, prego Veronica, e grazie mille ancora per la sua presenza, professore. Grazie mille. Bene, io direi che possiamo cominciare. Ricordo appunto, come ha fatto Stefano, che potete tranquillamente fare tutte le domande in chat, poi alla fine dedicheremo del tempo per rispondere. E niente, se vuole procedere, dottor Guzzon, con la condivisione dello schermo, possiamo cominciare la presentazione. Va bene, adesso arriviamo a condividere. Ecco qua, vedete bene? Sì? Sì. Perfetto. Bene, buonasera a tutti, anche da parte mia un ringraziamento al direttore Quazzò per l'invito gradito a parlare, avere una chiacchierata insieme a voi. Ecco, anche da parte mia c'è l'augurio che sia una discussione più che una lezione. So che il mezzo multimediale è comodissimo, ma sicuramente non facilita il dialogo, però ecco, insomma, se volete interrompete pure oppure scrivete domande, insomma, e sarò ben lieto di rispondere durante o alla fine della mia piccola digressione. Sì, giustamente, fermentazioni spontanee oggi vanno di gran moda, è inevitabile dirci che questo è un fenomeno anche commerciale, nel senso che dopo esserci stata la ben nota rivoluzione qualitativa del vino degli anni 90, primi anni 2000, in cui si è cercato tutti di seguire una strada di perfetto controllo di tutto il processo di vinificazione, oggi c'è una regressione o un ritorno, diciamo così, a una vinificazione più, diciamo, non mi piace tanto di dirla naturale, perché anche quell'altro è per sé naturale, insomma, ma più, diciamo così, cioè che fa meno ricorso, ecco, ad alcuni dei sussidi tecnologici che oggi sono disponibili. Ho diviso la mia presentazione in 4 parti, ok? Dato che il pubblico mi sembra abbastanza vasto e anche variegato, ho diviso la mia presentazione in 4 parti, alcune più, diciamo così, divulgative e alcune invece un po' più tecniche, insomma. È registrata, io ho messo senza nessun problema poi a disposizione le slide, quindi anche se tutto ciò che le slide sono un po' fisse, un po' fitte di contenuti, anche se non avremo l'occasione di sviscerarli completamente qui insieme, poi vi restano per ogni tipo di approfondimento che riteniate necessario. Allora, primo aspetto che andiamo a vedere, dato che parliamo di fermentazioni, in 4 slide quali sono le caratteristiche che ci possono interessare più peculiari dei microrganismi enologici, dei microrganismi appunto del vino. Allora, volendo fare una classificazione tipo microbiologico, sicuramente li dividiamo in 4 grossi gruppi. Ne sono i batteri lattici, sono 4 specie, generalmente quelle presenti in enologia, batteri acetici, le specie sono 2, del vero oggi sono 3 perché una è stata riclassificata, ma sostanzialmente sono appunto 2 o 3 le specie di interesse, Gluconobacter, Acetobacter sono le 2 più note. Lieviti, e qua sicuramente la variabilità è molto maggiore, fra i tanti ovviamente citiamo Saccharomyces, poi ci sono anche lieviti alternativi e anche muffe. Attenzione, le muffe noi non le vediamo lavorare nel vino, nel mosto, perché sono microrganismi fortemente aerobici e quindi faticano a svilupparsi in un mezzo liquido, tuttavia lavorano molto bene, chi fa di mestiere viticoltore lo sa, sulle uve nelle ultime settimane prima della raccolta o durante eventuali trattamenti di appassimento, e riescono a influenzare molto la composizione del grappolo, quindi del mosto e quindi del vino, e quindi è opportuno considerarla a tutti gli effetti fra i microrganismi di interesse enologico. Se invece guardiamo i microrganismi in maniera un po' più applicativa, ecco, sicuramente li possiamo classificare, questo vale un po' per tutti gli alimenti, in 4 categorie. Ci sono quelli utili, quelli che appunto l'uomo nella sua storia ha saputo selezionare in maniera più o meno cosciente per produrre alimenti. Dico più o meno cosciente perché la selezione di ceppi puri è un'attività che viene portata avanti da circa un secolo, ma non è che prima non si facesse vino, pane, formaggi e quant'altro, semplicemente non c'era coscienza della presenza dei microrganismi, ma con le pratiche con cui si producevano gli alimenti inevitabilmente si andavano a selezionare le flore microbiche utili alle fermentazioni. Poi abbiamo microrganismi contaminanti, cioè presenti nell'ambiente ma non in grado sostanzialmente di alterare gli alimenti o di causare danni alla salute umana. Abbiamo poi microrganismi cosiddetti alterativi o spoilage, in inglese c'è questo termine un po' intraducibile,
che sono quelli invece capaci di alterare alimenti prodotti correttamente, cioè anche se nel nostro caso l'enologo non fa errori, okay, la presenza di questi microrganismi può portare comunque a un'alterazione anche sensibile del nostro vino o del nostro alimento, insomma. E poi, anche se l'interesse enologico è tutto sommato modesto, vi sono i microrganismi patogeni, cioè quelli capaci di causare rischi per la salute umana. Solitamente, questo è interessante notarlo, solitamente questi microrganismi non alterano le caratteristiche degli alimenti, se no semplicemente gli alimenti non verrebbero consumati e il rischio per la salute umana non si verificherebbe. Anche nel vino alcuni patogeni ci sono, insomma, no? Nel senso che alcuni microrganismi di propria presenza enologica in effetti possono produrre alcune molecole tossiche, non così tanto come in altri alimenti, però una certa attenzione vuole prestata anche in questo ambito. Abbiamo visto batteri e lieviti, sono due forme molto differenti dal punto di vista evolutivo. I batteri sono cellule, lo sappiamo tutti, più primitive, tuttavia questa minore organizzazione, se da una parte li mette in condizione di fare un po' meno cose, diciamo che se li considerassimo un'automobile hanno un po' meno accessori, ecco, diciamo così, tuttavia sono estremamente capaci di adattarsi al contesto, all'ambiente, e quindi rischiano poi di essere quelli che in alcuni casi sanno prendere il sopravvento rispetto ad altre forme ben più complesse. E questo vale per la salute umana, ma vale anche assolutamente per il vino, dove tollerare la presenza di batteri può poi rivelarsi un serio problema nella vinificazione o nell'affinamento del vino stesso. D'altra parte ci sono i lieviti, che sono invece forme cellulari molto più complesse, sono simili alle nostre cellule, quindi hanno un nucleo con il DNA e tutti gli organelli che caratterizzano le cellule superiori. Questo gli dà sicuramente una maggiore possibilità di fare cose, sono appunto macchine molto più accessoriate, però d'altro canto questo comporta anche una maggiore rigidità evolutiva, no? E quindi le cellule hanno una minore capacità di adattarsi al contesto, e questo è il motivo per cui ad esempio negli ultimi anni vediamo sempre più problemi di fermentazione, anche utilizzando ad esempio lieviti selezionati, non solo lieviti spontanei, perché le condizioni climatiche, lo sappiamo tutti, stanno cambiando molto rapidamente, i mosti quindi seguono questi cambiamenti e i nostri lieviti faticano a volte a trovare nel breve volgere di poche vendemmie un adattamento sufficientemente funzionale a queste mutate caratteristiche. Un altro aspetto molto importante è quello della riproduzione, perché ci influenza un po' le dinamiche, cioè come questi microrganismi crescono, calano, si evolvono anche nel processo di vinificazione. Tutti i microrganismi fanno un tipo di riproduzione asessuata, ok? Quindi quella che voi vedete in questo schema sulla vostra destra, e quindi da una cellula madre si origina per gemmazione. I fenomeni possono avere qualche dettaglio di differenza, ma sostanzialmente è molto simile. Da una cellula madre si origina per gemmazione una cellula figlia in tutto identica alla cellula madre. Da queste due cellule se ne genereranno poi altre 4 e via con un andamento di tipo esponenziale. Questo è quello che vediamo di solito ad esempio durante le fermentazioni, no? La riproduzione molto veloce di cellule che hanno una elevata similarità. Quindi non c'è sostanzialmente evoluzione. Invece l'evoluzione c'è quando abbiamo la cosiddetta moltiplicazione sessuata, che è piuttosto rara da osservare durante i processi di vinificazione, ma che invece si manifesta quando le cellule sono sottoposte a stress ambientali, ad esempio per la carenza di substrati nutritivi. Quindi ad esempio nei mesi invernali o primaverili, quando non vi sono a disposizione substrati zuccherini. E questa però è quella che è il motore della biodiversità, perché in questa riproduzione sessuata avviene una ricombinazione genetica che fa sì che nascano nuovi individui con caratteristiche simili ovviamente a quelle delle cellule madri, ma differenti. E questo spiega perché ad esempio in cantine che da molti anni si dedichino a fermentazioni spontanee sia normale andare a isolare una notevole molteplicità di ceppi, quindi individui simili perché appartengono alla stessa specie, ma con caratteristiche oggettivamente differenti. Perché il succedersi delle stagioni e delle pratiche enologiche porta nel tempo, negli anni, a un aumento della biodiversità. Sì, questi sono due ritagli di articoli scientifici dove è stato osservato proprio questa cosa. Addirittura si è osservato come gli insetti, ad esempio le vespe, che sapete vanno a cibarsi sull'uva, incamerino nel loro intestino lieviti e poi nei mesi invernali questi si
svernino all'interno dell'intestino di questi insetti, modificandosi e poi venendo ridistribuiti nei vigneti, per esempio, negli anni successivi. Quindi l'ambiente inteso nel suo contesto complessivo sicuramente gioca un ruolo molto importante appunto nel concetto di biodiversità, ma su questo poi torneremo. E infine questo è il classico andamento di una popolazione microbica. Attenzione, questo vale sia per le popolazioni utili, quindi ad esempio per i lieviti che noi vogliamo per fare una fermentazione, che sia spontanea, inoculata, non cambia, da questo punto di vista non cambia molto, ma anche per i microrganismi alternativi, e questo va posto attenzione perché anche i fenomeni alternativi sono fenomeni che hanno spesso fasi molto lente a cui si alternano poi fasi invece tumultuose, no? E possono quindi cogliere un po' alla sprovvista l'enologo o il vignaiolo. Quindi c'è una fase classica schema, quella della fase di latenza, in cui non vi è un sviluppo numerico della popolazione microbica, ma vi è un adattamento della popolazione all'ambiente, quindi c'è l'espressione di geni, modificazioni strutturali delle cellule di varia natura. Ci sono stati numerosi studi su questi ambiti anche nel campo enologico. Dopodiché, una volta che le cellule, diciamo così, hanno trovato la formula magica per riuscire ad adattarsi a quel determinato ambiente, ecco che allora c'è la crescita esponenziale, quindi uno sviluppo assessuato, quindi molto rapido, che può anche in poche ore, in pochi giorni, portare a una moltiplicazione massiva della popolazione cellulare, quindi a manifestare in maniera evidente anche dal punto di vista macroscopico la presenza delle cellule attraverso ad esempio una fermentazione, cioè un consumo vigoroso degli zuccheri presenti nel mosto. Ma attenzione, questo potrebbe valere anche appunto per fenomeni alternativi. Dopodiché c'è una fase stazionaria in cui la popolazione si mantiene costante numericamente e anche attiva, quindi ad esempio alcune molecole sia utili che anche piuttosto dannose, poi lo vedremo, sono prodotte proprio durante questa fase stazionaria. E dopodiché c'è una fase di decadenza della popolazione quando il substrato ormai è stato completamente consumato e quindi vi è una morte della popolazione. Ovviamente va da sé, le fermentazioni cioè il consumo degli zuccheri dovrebbe terminare quando le cellule sono ancora in fase stazionaria, quindi ancora attive. Se c'è una prematura mortalità della popolazione cellulare, ovviamente abbiamo un arresto di fermentazione che è un fenomeno piuttosto sgradevole da osservare. Quindi quando parliamo di fermentazione spontanea parliamo inevitabilmente anche di biodiversità. Questo termine un po' abusato oggettivamente, però è sicuramente di attualità, no? Perché ovviamente è collegato alla miriade di espressioni che possono esserci date dal quello che si dice il terroir, no? Quindi la combinazione fra un vitigno, un ambiente, eccetera, eccetera. In questo i microrganismi hanno un'influenza, o meglio, la popolazione microbica effettivamente è influenzata dalle caratteristiche ambientali piuttosto che dalle pratiche enologiche. Beh, su questo ci sono state miriadi di studi, adesso vi porto alcuni esempi che sono appunto esempi come tali forse non esaustivi, ma che vi possono dare qualche spunto di riflessione sia in termine positivo che forse anche in termine diciamo così più prudenziale. Beh, questi sono, diciamo che intanto va fatto una premessa: negli ultimi anni, nell'ultimo decennio le tecniche analitiche e microbiologiche si sono evolute molto, sono state mutuate anche nell'ambito enologico, tecniche che prima erano di appannaggio di altri settori ben più complessi, e quindi si è aperto un mondo, insomma, dalle poche specie che si studiavano, che anch'io ho studiato ancora quando andavo all'università o al liceo, ecco che adesso sappiamo che anche nell'ambiente enologico ci sono decine se non centinaia di microrganismi differenti. Buona parte di questi si ignora che cosa ci stiano a fare, cioè quali siano il loro ruolo, e infatti questo è il campo di studio attuale. Però questo ci consente anche di capire un po' la biodiversità. Ad esempio questi tre grafici che vedete, che poi sono tutti riassunti in un articolo scientifico di cui trovate lì i riferimenti in basso a destra, prendono in considerazione appunto dei vigneti sperimentali e vedono come la popolazione microbica cambia a seconda di annata, pratiche agronomiche effettuate e altri aspetti. Ad esempio in questo grafico vedete l'effetto pratica agronomica, qui è comparato un pino bianco coltivato in condizioni di agricoltura integrata, quindi convenzionale, con il biodinamico che rappresenta un po' l'estremo opposto. Adesso, al di là di ogni giudizio personale su questo tipo di pratica, oggettivamente sono i due sistemi agricoli più polarizzanti che possiamo individuare, e la stessa prova è stata svolta su un vigneto simile di Riesling coltivato metà biodinamico e metà in convenzionale. Beh, questo grafico rappresenta l'interesse della popolazione, ogni barra l'interesse della popolazione, in cui in percentuale sono rappresentati i gruppi microbici presenti.
Adesso senza entrare nei singoli nomi, perché ci perderemo troppo tempo, vedete come i colori si rincorrono, no? Quindi ad esempio questa popolazione azzurra, questa popolazione viola, questa popolazione rossa sono presenti in tutti i nostri campioni, tutti i nostri vigneti, e questo è ragionevole perché la viticoltura è una pratica agricola perenne e quindi nel succedersi degli anni va inevitabilmente a modificare l'ambiente e quindi anche a instaurare una microflora stabile, però si vede come i rapporti relativi fra le diverse popolazioni cambiano in funzione sia della varietà ma anche del sistema agronomico praticato, perché sono diversi gli input che forniamo. Quindi non è tanto un aspetto quantitativo, banalmente in biodinamica c'è più microrganismi, ma effettivamente gli input che noi esercitiamo sul nostro vigneto portano a una variazione di quella che è la composizione della microflora. Qua sono altre due osservazioni, qua si comparano due annate differenti e si vede come in termini quantitativi, invece qua di popolazione totale, si vede come effettivamente sulla quantità di microrganismi rispetto alla pratica, perché anche qui compariamo biodinamico, che è il verde, col convenzionale, che è l'arancione, si vede come molto più della pratica influenza l'andamento stagionale. Qui fra l'altro ha voluto il caso che noi avessimo svolto queste prove nel 2013, 2014, 2015, sapete che non so, in Veneto, ma in Trentino sono due annate polarizzanti, una molto fredda e una molto calda, e ovviamente questo aspetto influenza molto di più la quantità di microrganismi rispetto alla pratica enologica, così come lo influenza molto di più la precocità o la tardività dell'uva rispetto alla pratica enologica. Quindi vedete come questi discorsi sulla biodiversità, sull'impatto in sistemi complessi come quelli che sono i vigneti delle pratiche agronomiche devono essere presi molto con attenzione, perché i risultati ci sono, ma spesso sono molto più complessi di quello che diciamo, la vulgata farebbe pensare. Questa è una prova fatta invece in cantina, vinificando in maniera diversa. Quindi ad esempio in questo caso c'è pigiatura classica, quindi vinificazione rosso classica, che è la curva azzurra, una vinificazione diciamo così ad acino intero senza pigiatura e una macerazione carbonica di uve provenienti tutte dallo stesso appezzamento, quindi la classica stessa massa d'uve divisa in tre tesi diverse, fatte 3 fermentazioni, dove l'input differente è stato la strategia di vinificazione, perché qui non c'è stato inoculo di lieviti, quindi sono fermentazioni spontanee che ricadono perfettamente nell'argomento odierno, e non c'è stata neanche sulfitazione. Si vede come la pratica enologica sia sicuramente un aspetto che influenza enormemente l'evoluzione della microflora. Vedete qua le fermentazioni, la carbonica è molto più lenta, ha un andamento assolutamente irregolare, questa è la densità del mosto, perché quando c'è la rottura, l'collassamento della struttura degli acini, si liberano zuccheri, quindi c'è un andamento irregolare della fermentazione, e si vede da questi grafici, qui sono rilievi fatti in diversi punti, questi sono i lieviti, quelli azzurri sono i lieviti, quelli verdi sono i batteri lattici, si vede come effettivamente in ogni punto la pratica enologica va ad influenzare in maniera significativa l'evoluzione delle popolazioni microbiche, con l'evidenza ad esempio che i batteri lattici nelle fermentazioni carboniche si sviluppano molto rapidamente e quindi interferiscono con l'attività dei lieviti, cosa che invece non si osserva ad esempio nelle fermentazioni classiche. Anche qui non c'è un meglio e un peggio, perché sono strategie differenti, però è opportuno avere consapevolezza quando si applicano delle pratiche che oggi ad esempio sono piuttosto in voga. Bisogna sapere che queste pratiche vanno a influenzare in maniera importante l'evoluzione della microflora. Questa invece è la biodiversità di un microrganismo alterativo, perché tutti siamo portati a considerare la biodiversità, la presenza di numerosi ceppi di Saccharomyces cerevisiae, ma attenzione che anche i microrganismi alternativi hanno diversi ceppi, hanno biodiversità, e questo influenza la loro virulenza, diciamo così, la loro capacità di alterare i nostri prodotti. Qui sono ad esempio una settantina di ceppi di Brettanomyces, scusate, di Brettanomyces bruxellensis, ogni barra verticale rappresenta un ceppo differente, che sono stati messi a crescere in diversi vini, le fasce orizzontali rappresentano 5 diversi vini, è stata monitorata la quantità di fenoli volatili, che è il principale marker della presenza del Brett, che questi lieviti potevano produrre. E come vedete da ceppo a ceppo ci sono differenze molto significative. Ci sono ceppi come questo che producono modeste quantità di fenoli volatili, quindi sostanzialmente alterano pochi vini e la loro presenza potrebbe quasi passare inosservata, e ci sono altri ceppi che a parità di concentrazione iniziale, questo
opportuno dirlo, hanno accumuli molto, molto maggiori, quindi evidentemente anche una carica bassa può alterare in maniera significativa il vino. E poi si vede come anche lo stesso microrganismo messo in vini differenti produca una quantità di fenoli molto differenti fra loro, no? Ad esempio nel Pinot Nero sono portate a produrre grosse quantità di queste molecole e in altri vini ne producono molto meno, come ad esempio qua nella Syrah. Questo ovviamente dipende dai precursori, questo è scontato, ma dipende anche dalla capacità che ha ogni ceppo di adattarsi alle caratteristiche chimiche dei diversi vini. E questi sono altri esempi, adesso non voglio andare troppo per le lunghe, vi rappresento solo questo grafico qua sulla vostra destra. Questa è la resistenza al rame di diversi ceppi di lievito, e si vede come effettivamente ci siano lieviti che con anche dosi significative di rame siano tutto sommato tolleranti alla fermentazione, procede in maniera molto rapida, e altri che invece siano molto lenti. Quindi vedete come ogni aspetto sostanzialmente della vinificazione impatta sull'attività microbica, e qualora noi non utilizziamo ceppi selezionati dove abbiamo comunque una certa conoscenza delle loro caratteristiche a priori, la cosa si fa piuttosto complicata, perché non è solo una questione di diciamo così, velocità di fermentazione, ma ogni aspetto assume una maggiore imprevedibilità e un maggiore grado di appunto di non consapevolezza. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna, diciamo fin da subito, poi vedremo alla fine, bisogna, se decidiamo di percorrere la strada delle fermentazioni spontanee, monitorare in maniera estremamente puntuale la popolazione microbica, proprio per cogliere fin dall'inizio gli accenni di eventuali problemi che si dovessero manifestare, e comunque sapere che non sempre tutto sarà prevedibile, e quindi oggettivamente chi volesse svolgere la fermentazione spontanea e produrre vini di qualità si mette nelle condizioni di avere un tasso oggettivamente maggiore di rischio, e quindi anche una maggiore possibilità di avere da dover scegliere, purtroppo anche di scartare eventualmente alcune masse che siano non conformi alla qualità complessiva che uno si attenderebbe. Ecco, un termine, tutto questo discorso di biodiversità si va un po' a comporre in un termine che è stato coniato alcuni anni fa e che ormai è piuttosto diffuso, forse l'avete sentito anche in altri ambiti, anche in ambito umano, è quello di microbiota. Adesso non si parla tanto più delle singole popolazioni microbiche, ma si parla appunto di microbiota, ovvero del complesso della comunità microbica, quindi tutti i microrganismi, e delle interazioni che vi sono fra le diverse specie, perché è stato provato come le diverse specie interagiscano fra loro, in alcuni casi si aiutano, in alcuni casi si ignorano, in altri casi si contrastano anche, quindi anche le interazioni intraspecifiche e interspecifiche che in questo complesso microbico intervengono. Queste interazioni sono in grado di influenzare l'ambiente circostante, ad esempio gli esseri viventi su cui questi microrganismi operano, che può essere l'uomo, ad esempio, pensate alla microflora del nostro intestino, ma può essere anche una vite, perché anche una vite ha una microflora, ad esempio, che colonizza le radici e che quindi regola gli scambi fra la pianta e il suolo, per esempio, no? Oppure c'è una microflora presente sulla corteccia o sulle foglie che influenza la penetrazione dei patogeni, per esempio, no? Stimolando più o meno le risposte della pianta ai microrganismi. E anche ovviamente questo vale per il contesto fermentativo. E quindi è influenzare l'ambiente circostante e dunque le specie vegetali o le matrici vegetali o alimentari in cui questa comunità microbica si sviluppa. Quindi questo è un po', diciamo così, il cambiamento di approccio che c'è stato negli ultimi anni, prima dal punto di vista scientifico e adesso anche oggettivamente dal punto di vista tecnico, quindi a non considerare più ogni singolo microrganismo come una specie indipendente e che da sola è in grado di portare avanti un processo, ok, una trasformazione, ma a considerare l'interazione complessiva della nostra popolazione microbica. Adesso, intanto che parliamo di fermentazioni, non so se forse è un po' un mio, diciamo così, difetto didattico, insomma, un ripassino sulle fermentazioni in modo tale che anche qui abbiamo concetti un po' chiari, insomma, no? Per capire effettivamente cos'è una fermentazione, quali sono le fermentazioni di interesse logico. Beh, allora, intanto diciamo una cosa subito, sfattiamo un mito. L'uva, il mosto e il vino, quindi matrici enologiche, a noi ci piacciono molto, ma non sono ambienti ideali per i microrganismi.
microrganismi, perché vi è la presenza di numerosi fattori ambientali squilibrati o componenti tossiche per le popolazioni microbiche. Quindi rispetto ad esempio al latte, che è forse un'altra matrice notissima, qui si ricavano migliaia di prodotti fermentati, il mosto è un ambiente pessimo per i microrganismi, tanto che le specie che si sviluppano sono poche rispetto a quelle appunto in ambito lattiero-caseario, perché ci sono un sacco di fattori, c'è il pH che è molto basso, quindi sono prodotti acidi, quando siamo ancora in campagna sul grappolo c'è la radiazione ultravioletta ad esempio che incide sull'acido e quindi influenza negativamente la microflora, ci sono la presenza eccessiva di zuccheri, di nutrienti, metaboliti tossici, rame, abbiamo parlato, ma sono tutti gli inquinanti ambientali per esempio, no? E tante altre cose che sostanzialmente mettono sotto stress la nostra popolazione microbica. Quindi noi quando abbiamo a che fare con i microrganismi e con le fermentazioni enologiche dobbiamo sapere che abbiamo a che fare con dei microrganismi stressati e quindi solo con una gestione consapevole, questo indipendentemente dall'uso o no di starter, diciamo, c'è tutta, perché non è che perché compro un pacco di lievito secco, lo ridrato e lo butto nel mosto che ho garanzia di fare un grande vino, lo sappiamo tutti, quindi anche se usassimo starter, ma ancora di più se non li utilizziamo, la gestione consapevole è essenziale per avere fermentazioni corrette e un corretto controllo delle alterazioni microbiche, che sicuramente è l'altro aspetto che ci interessa maggiormente. Tra l'altro, se ci fermiamo un attimo a pensare, se consideriamo le fermentazioni di interesse alimentare, ma anche enologico, mentre i lieviti fanno sicuramente la fermentazione alcolica, i batteri lattici fanno 3 tipi di fermentazione, possono fare 3 tipi di fermentazione. Quindi quando parliamo di fermentazione dobbiamo considerare sia l'attività dei lieviti che dei batteri, perché indipendentemente o no che vogliamo fare la fermentazione malolattica, i batteri ci sono accanto a noi, ne combattono con noi, potremmo dire, e quindi in qualche modo influenzano il nostro vino e spesso negli ultimi anni soprattutto sono sicuramente i principali responsabili delle alterazioni microbiologiche e quindi vanno considerati tout court lungo tutta la filiera di vinificazione. Vabbè, questa è la fermentazione alcolica estremamente schematizzata. Sostanzialmente per i lieviti cos'è la fermentazione alcolica? È un modo di utilizzare gli zuccheri in assenza di ossigeno. Se ci fosse ossigeno, che i lieviti farebbero come stiamo facendo noi in questo momento, cioè respirerebbero e quindi andrebbero a produrre una grande quantità di energia che gli consentirebbe di crescere anche molto di più di quello che osserviamo crescere nel mosto, ma dato appunto che il mosto si satura rapidamente di anidride carbonica, diventa rapidamente un ambiente anaerobico, per quanto noi forniamo ossigeno rimane un ambiente sostanzialmente povero di ossigeno, ecco che i lieviti hanno sviluppato un altro processo metabolico che è la fermentazione alcolica, che consente una modesta produzione di energia e l'accumulo fra l'altro anche di composti tossici come l'etanolo, però consente al lievito di sopravvivere per un certo tempo. Quindi la fermentazione alcolica ha prima di tutto per il lievito un interesse dal punto di vista energetico, diciamo così, consente alle cellule di mantenersi attive. D'altro canto però c'è anche un interesse biosintetico, cioè di sintesi di nuove molecole, perché c'è quell'intermedio che si chiama piruvato, okay, che è fondamentale, da cui sì, si può andare verso la fermentazione alcolica, quindi produrre acetaldeide, anidride carbonica ed etanolo, ma si può anche andare verso la produzione di una miriade di altre molecole. Queste sono solo alcune, quelle che vi riporto qua, e non a caso vi ho riportato queste, perché sono quelle che hanno un interesse enologico, perché sono in grado di influenzare i caratteri aromatici e organolettici dei nostri vini, ma poi dall'acido piruvico si generano anche molecole utili per la cellula, insomma, no? Perché la cellula non è che fa tutto per noi, la cellula lo farebbe per lei di fermentare, occasionalmente produce anche il vino, insomma, diciamo così. E quindi dalla fermentazione alcolica si producono anche tutta una serie di molecole appunto di interesse organolettico. Quindi è fondamentale la gestione della fermentazione alcolica non solo per arrivare a secco, questo è il primo traguardo, ma non è l'unico. Per fare un grande vino non basta arrivare a secco, ma bisogna anche che il lievito abbia a disposizione quei substrati che gli consentono appunto di sviluppare un corredo di aromi fermentativi, diciamo così, sufficiente. Diciamo che ci sono diversi fattori che possono andare a influenzare negativamente la fermentazione, anche qui indipendentemente che sia inoculata o no, da questo punto di vista le dinamiche sono molto simili e sono appunto, soprattutto il problema che c'è oggigiorno è quello del grado alcolico potenziale crescente. Quando sappiamo che superiamo i 14 gradi alcolici potenziali, tutti i lieviti vanno in stress, molto più, erano già in stress prima, ma così vanno molto in stress e quindi il rischio di arresti di fermentazione o anche semplicemente di residui di zuccherini
sotto i 2 grammi litro, che solitamente si considera il vino secco, ma lo è secco dal punto di vista organolettico, ma non è stabile dal punto di vista microbiologico. Ebbene, questi aumentano notevolmente questi rischi, e poi, diciamo così, questi cambiamenti climatici portano anche a una variazione di acidità, del contenuto in azoto, che è sicuramente un aspetto importante, e altre problematiche che possono appunto andare a interferire con la fermentazione alcolica. Questo è uno schema per far vedere tutte le molecole che si producono durante la fermentazione alcolica. Vedete, questa in nero è, diciamo così, la via principale, ma poi da qua si dipartono una serie notevole di vie metaboliche secondarie che producono tutte quelle che sono le molecole che distinguono il vino da una miscela acqua-alcol, sostanzialmente. E poi ci sono i batteri lattici. I batteri lattici fanno tante cose. Una cosa che stanno facendo sempre più spesso ultimamente con gravi problemi è la cosiddetta fermentazione eterolattica. Quindi quando i batteri si mettono anche loro a consumare gli zuccheri. Tenete conto che anche per i batteri gli zuccheri sono il substrato preferenziale. In questo caso, soprattutto alcuni ceppi che fra l'altro noi utilizziamo, come gli enococchi, per esempio, che sono fondamentali per fare la fermentazione monolattica, se attaccano gli zuccheri possono produrre sia acido lattico, vedete, infatti si chiamano batteri lattici per quello, ma anche acido acetico, che vedete da questa parte, e ne possono produrre molto. Quindi gli innalzamenti, diciamo così, precoci e repentini dell'acidità volatile, che a volte si osservano, soprattutto ad esempio durante le fermentazioni spontanee, quando vi è una fase di latenza molto lunga, ecco, sono dovuti all'attività dei batteri lattici. I batteri lattici che, non trovando il contrasto da parte dei lieviti nel consumo degli zuccheri, si mettono loro stessi a consumare gli zuccheri e quindi producono sia acido lattico ma anche acido acetico, e questo è un fenomeno estremamente pericoloso e che va tenuto sotto controllo. Forse il rischio principale per quello che riguarda le fermentazioni spontanee, proprio perché di solito queste sono caratterizzate da una fase di latenza più lunga rispetto a un inoculo con un lievito selezionato. Poi c'è la fermentazione monolattica, che invece è non riguarda gli zuccheri, ed è la conversione appunto dell'acido malico, vedete qui, acido malico in acido lattico. L'acido malico entra all'interno della cellula, viene decarbossilato, quindi perde questo gruppo COO, che diventa CO2 e se ne va, e qui viene aggiunto un protone presente all'interno della cellula che esce fuori come acido lattico. Questa uscita di un protone crea un disequilibrio fra l'interno e l'esterno della cellula, che viene colmato facendo entrare un protone e producendo energia. Quindi sostanzialmente la fermentazione monolattica è una modalità che hanno i batteri lattici, non tutti fra l'altro, alcune specie, quelle di interesse enologico, di produrre energia in assenza di zuccheri. E questo è un altro messaggio importante, perché mentre Saccharomyces cerevisiae, che è il lievito principale nelle fermentazioni, anche qua sia spontanee che inoculate, comunque è la specie che prende la prevalenza, mentre questa specie riesce a consumare solo 2 zuccheri, il glucosio e il fruttosio, quindi 2 zuccheri semplici, molte altre specie microbiche si sono adattate a consumare una miriade di substrati presenti all'interno dei mosti e dei vini. E quindi la vera stabilità microbiologica si raggiunge solo quando tutte le fermentazioni sono state complete, perché allora si sono consumati tutti i substrati che sono attaccabili dai microrganismi. Vabbè, questo è un appunto, ricordando che anche la fermentazione monolattica porta con sé la produzione di aromi, quindi ad esempio dalla degradazione dell'acido citrico, che è contemporanea alla degradazione dell'acido malico, si produce diacetile, che è la classica molecola che sa di burro, ma attenzione, anche qua si produce acido acetico. Quindi anche qua dimenticarsi un po' la popolazione di batteri lattici porta inevitabilmente all'accumulo di acido acetico. E il messaggio che volevo dare principale è proprio questo, no? Come il primo modo per prevenire le alterazioni microbiologiche è quello di avere fermentazioni complete, ok? Quindi completo consumo di zuccheri, e se nel caso si voglia fare la fermentazione monolattica, però diciamo oggigiorno se si fanno vini in fermentazione spontanea è praticamente impossibile non fare la fermentazione monolattica, e anche la fermentazione monolattica completa, in modo che siano consumati tutti i principali substrati e quindi il vino diventi oggettivamente inospitale per i microrganismi, e quindi con un periodo ragionevole di affinamento e un'aggiunta ragionevole di anidride solforosa, questo diventi pian piano diciamo così, si privi rapidamente della microflora, e quindi questo prevenga le alterazioni microbiologiche. Ecco perché sicuramente l'altro aspetto che dobbiamo tenere presente è quello quando arrivano i guai, cioè delle alterazioni microbiologiche, e anche qui facciamo un breve excursus.
sui principali fenomeni alternativi con cui oggi abbiamo a che fare. Beh, questo ve l'ho messo per primo perché sicuramente è un po' lo spauracchio, soprattutto chi produce vini rossi, anche se a mio modo di vedere non è forse il problema più difficile da gestire al giorno d'oggi. Comunque va citato, e quindi l'attività del Brettanomyces nella produzione di etilfenolo e etilguaiacolo, che sono due molecole, poi vediamo, che si producono dagli acidi cinnamici, quindi da substrati naturalmente presenti in tutte le uve, tutte le uve rosse. Le due molecole hanno diversi descrittori. Il 4-etilfenolo sostanzialmente è veramente molesto, mentre il 4-etilguaiacolo ha una nota speziata che, se non prevaricante, tutto sommato può risultare quasi, non dico migliorativa, ma non così impattante sulla complessità aromatica del vino. Le due molecole sono prodotte sempre, nel senso che in tutti i vini vi sono i precursori di entrambi i fenoli volatili, ma il rapporto fra le due può variare in maniera significativa in funzione della varietà e anche del ceppo di Brettanomyces. E questa è un'altra ragione per cui il difetto da Brettanomyces si sente più o meno a seconda che si abbia a che fare con diversi vini o diversi cantine, quindi che ragionevolmente hanno diversi ceppi di Brettanomyces. È comunque ancora oggi il difetto più comune riscontrabile nei vini rossi. Rispetto al passato vuol dire rispetto anche solo a 10-15 anni fa, l'insorgenza è più precoce. Okay, forse è meno diffuso, diciamo c'è un maggiore controllo microbiologico oggettivamente, questo va dato atto, però laddove il difetto si manifesta in maniera sempre più precoce. Anche qui perché i vini sono cambiati, i mostri sono cambiati, è cambiata anche un po' la pratica enologica, e quindi vi sono alterazioni sempre più precoci. Già durante la fermentazione alcolica mi è capitato anche recentemente di osservare sviluppo di Brettanomyces. È interessante notare che l'accumulo di fenoli volatili avviene nella fase stazionaria e quindi occorre una certa concentrazione di lieviti di batteri di Brettanomyces, solitamente almeno alcune centinaia di cellule per millilitro, per iniziare a manifestare un effetto negativo. Quindi più si fanno monitoraggi precoci e interventi precoci, meno c'è il rischio di accumulo di queste molecole, anche se fossimo stati contaminati da questo lievito alternativo. Il fenomeno, la cinetica, insomma la biochimica della trasformazione è questa, è in 4 passaggi. Le ragioni sono diverse per cui il Brett fa questo tipo di alterazione. Non lo fa per farci un dispetto, lo fa sia perché gli acidi cinnamici sono noti come sostanze tossiche e quindi per i microrganismi, quindi è normale che il lievito cerchi di convertirli in qualcosa che è meno tossico, e sia perché si suppone, c'è questa teoria che sta avanzando, che da questa reazione, un po' come avviene nella fermentazione lattica, il nostro microrganismo riesca a ricavare energia. Quindi anche questo è un esempio di come lieviti diversi da Saccharomyces cerevisiae riescano a ricavare energia da diversi substrati residuali presenti nei nostri mosti o nei nostri vini. Un aspetto invece che secondo me oggi è di estrema attualità, soprattutto laddove non è tanto questione di fermentazione spontanea, ma è laddove si faccia poco uso di anidride solforosa e dove si abbiano pH alti, scusate, quindi poca acidità e poca anidride solforosa, è il famoso gusto di topo o moussiness. Di questo difetto si è iniziato a parlare non molti anni fa, ancora oggi non è così comune la metodica per il monitoraggio di queste molecole, perché sono molecole complesse, rare e quindi difficili da monitorare, ma invece ormai è chiaro che cosa sia questo difetto e a cosa sia dovuto. È sostanzialmente dovuto al metabolismo sia del Brettanomyces che dei batteri lattici, di alcune specie di batteri lattici, che con metabolismi molto simili fra loro riescono a degradare gli aminoacidi, in particolare la lisina e l'ornitina, e convertirli in presenza di alcol, ma quello del vino c'è, riescono a convertirli appunto in queste molecole, in queste piridine. Sono 3 le molecole che sono anche lì in equilibrio fra loro in funzione delle caratteristiche chimiche del vino. Ebbene, queste molecole, queste piridine, che hanno questa nota sensoriale disgustosa, che va da una nota di tostato, di bruciato. Sono ad esempio molecole coinvolte anche nell'aroma del riso asiatico, del basmati per esempio, ma nel vino manifestano una sensazione olfattiva, ma ancora più gustativa, estremamente sgradevole. La percezione gustativa è maggiore rispetto a quella olfattiva perché il pH basico della bocca, il pH neutrale della bocca, aumenta l'evaporazione di queste molecole, quindi le percepiamo molto di più in forma retrogustativa. Qual è la soluzione? Non far lavorare i batteri lattici o il Brettanomyces, in particolare non farli lavorare in presenza di aminoacidi, quindi attenzione al
maturazione sulle fecce, ok? Che oggi è una cosa che va di gran moda, sicuramente dà al vino struttura, complessità, morbidezza, tutti sappiamo i benefici di questo processo, ma se sono presenti questi microrganismi, questi trovano aminoacidi finché si vuole e possono anche in tempi piuttosto rapidi accumulare questo tipo di molecole e quindi creare seri problemi durante l'affinamento del vino. Un altro aspetto simile per i substrati, perché vedete i substrati sono sempre gli aminoacidi, sono la produzione di acidi grassi che hanno sia un aspetto, diciamo così, organolettico negativo, perché sono anche qui molecole che danno al vino settori rancidi, animali, di marcescenza, ma anche sono in grado di inibire l'attività dei batteri lattici e quindi si può osservare un'inibizione della fermentazione malolattica qualora si volesse svolgere, dovuta da una precoce insorgenza di Brettanomyces. E questo è un fenomeno che anche qui negli ultimi anni si sta iniziando a osservare. Se vedete che la fermentazione malolattica stenta in un vino che non ha particolari condizioni inibenti, ecco che può essere dovuto a una presenza precoce di Brettanomyces. Infine, come vedete, adesso qui è una tabella abbastanza complessa, l'ho addirittura splittata in due, sono tutti difetti dati dai batteri lattici. I batteri lattici sono sicuramente microrganismi interessanti, nei vini rossi in particolare, ma anche in certi bianchi sono fondamentali per aumentare la complessità del nostro vino, ma nel contempo possono creare un sacco di alterazioni. Alcune si pensavano ormai relegate ai libri di archeologia viticola, come l'amaro, il filante, queste cose qui, ma invece stanno tornando. Stanno tornando perché i pH dei vini si alzano, si fanno sempre più fermentazioni appunto spontanee, quindi con una modesta presenza di lieviti, e quindi i lieviti non sono così tanti da inibire lo sviluppo batterico, si usa poca solforosa, questo è evidente. Questo combinato disposto di aspetti di per sé non negativi, però porta inevitabilmente a una maggiore capacità di sviluppo dei batteri lattici e se noi non ne tolleriamo, diciamo così, la presenza, rischiamo appunto di andare incontro a fenomeni alternativi piuttosto gravi. Un aspetto solo, attenzione, i batteri acetici. I batteri acetici non sono così problematici se non nel caso appunto del marciume acido, ma attenzione perché anche questi possono sopravvivere a lungo, anche nei vini imbottigliati. Cioè un messaggio che possiamo dare, e poi andiamo verso qualche consiglio pratico, è proprio questo, uno dei vari messaggi. L'imbottigliamento di per sé non è una forma di stabilizzazione del vino, ok? Anzi, anche nelle condizioni anaerobiche o di microaerofilia della bottiglia, molti microrganismi si sviluppano bene, ok? Anche perché hanno tempo, perché un vino si mette in bottiglia e soprattutto se è un vino di qualità, magari ha davanti a sé una vita abbastanza lunga e sempre non sempre così controllata dal punto di vista delle condizioni di temperatura e quant'altro, no? Questo è un esempio dei batteri acetici che riescono a svilupparsi, vedete, anche nei vini, soprattutto nella camera d'aria che c'è fra il tappo e il vino stesso, e portano a deviazione, alterazioni complessive del vino anche in tempi abbastanza rapidi. Ma questo vale anche per i batteri lattici e per il Brettanomyces. Quindi va benissimo fare fermentazione spontanea, perché no? Adesso appunto diamo anche qualche consiglio pratico, ma i vini devono andare in bottiglie stabili, quindi senza residui di substrati e senza carica microbica. Se io metto in bottiglia un vino con una carica microbica significativa, può non succedere niente, io non è che voglio fare qua il menagramo, ma d'altro canto non siamo sicuri che questo vino non si alteri, e anzi è molto facile che perlomeno l'affinamento non segua quella sua regolare evoluzione che ci saremmo aspettati. Allora, alcuni spunti pratici e vado poi verso una conclusione. Diciamo che cos'è che rende il vino più o meno suscettibile ad alterazioni? Beh, da una parte ci sono le caratteristiche della materia prima, e qua vi ho citato alcune cose: la maturità dei grappoli, l'incidenza di grappoli affetti da avversità. Ad esempio, sicuramente la selezione dell'uva è fondamentale se vogliamo fare fermentazione spontanea. Non possiamo pensare di fare fermentazione spontanea con uva che presenta alterazioni microbiologiche di qualsiasi natura sia, no? E anche poi, diciamo così, le pratiche di sottrattive o additive possono chiaramente influenzare la suscettibilità dell'uva all'alterazione. Ad esempio, le acidificazioni in caso di fermentazione spontanea sarebbe meglio fare in maniera molto precoce per imporre poi una maggiore selezione alla nostra microflora. Dopodiché le pratiche enologiche sono quelle che ci rendono il vino stabile. Il controllo microbiologico può essere un controllo diretto, che è quello che si è sempre fatto, quindi agenti chimici, antimicrobici, come la solforosa, gli isozimi, i chitosani. Oggi è inevitabile, dobbiamo dircelo, va più di moda, diciamo così, più interessante un controllo indiretto. Quindi un lavoro, diciamo così, su quelle che sono le variabili enologiche per riuscire a controllare i microrganismi.
Qua vi ho portato un esempio, no? Uno se ha un problema di Brettanomyces può fare le classiche pratiche, quindi filtrazione, soffittazione, uso di culture selezionate, oppure può, diciamo così, partire un po' più a ritroso, andare a fare un'indagine su quella che è la caratteristiche del vino, trovare quello che sono i fattori di squilibrio e dopodiché con gestione agronomica accurata, con un piede cuve ad esempio, con l'igiene, riuscire comunque a creare di nuovo un ambiente stabile. Vabbè, qui vi ho riassunto come i principali parametri del vino possono influenzare la presenza di alterazioni, quindi l'acidità per esempio, come può impattare sui batteri lattici. Poi come ovviamente vi ho detto prima, queste slide ve le lascerò. Comunque se siamo a pH superiore a 3,5 sicuramente il rischio di alterazioni cresce in maniera esponenziale, quindi sono vini su cui occorre puntare un'attenzione estrema. E anche l'alcol, l'alcol ha sicuramente un aumento del grado alcolico, inizialmente mi controlla meglio la microflora e questo può essere sicuramente un aspetto positivo, ma se superiamo i 13-13,5 gradi, ecco che allora abbiamo invece fenomeni inibenti e che possono portare alla selezione di ceppi resistenti all'alcol e quindi una maggiore instabilità del vino. Sulle vinazze abbiamo un po' già detto, e ecco, le ultime due cose, una diciamo sul piede cuve, che secondo me per chi fa fermentazione spontanea è sicuramente una strategia interessante. Cos'è il piede cuve? Il piede cuve è una cultura microbica fatta sul momento, quasi, diciamo, fatta sulla vendemmia, fatta con le stesse uve che poi andremo a vinificare, quindi mantenendo tutta quella che è la individualità di quella produzione vitivinicola, che però vuole ovviare al problema delle fasi di latente troppo lunghe, no? Quindi è una prevendemmia che deve essere fatta precocemente, cioè con un numero sufficiente di giorni prima della vendemmia complessiva, in modo da dar sì che in questa microfermentazione si sviluppi non tanto una popolazione generica di lieviti, ma una popolazione di Saccharomyces cerevisiae, cioè di lieviti in grado di fermentare vigorosamente, perché sennò non serve a niente. E quindi questa popolazione andrà a essere aggiunta poi alla massa complessiva, essendo che comunque le concentrazioni che si ottengono non sono così elevate come nel caso dei lieviti selezionati, non si va in alcun caso ad alterare quella che è la biodiversità, ma si va a ridurre semplicemente i problemi. E quindi io la consiglio in maniera spassionata, soprattutto se si vogliono fare fermentazioni spontanee nei vini bianchi, per esempio, no? Dove il rischio di alterazione è sicuramente maggiore, però anche nei vini rossi non è assolutamente da trascurare. Ci sono 1000 ricette per il piede cuve, qui ci sono alcune indicazioni che possono essere anche mutuate, adattate a quelle che sono le caratteristiche poi di ogni singola cantina. Però ecco, sicuramente i due parametri fondamentali sono la tempistica, quindi va fatto precocemente, almeno 7-8 giorni prima della fermentazione, della vendemmia vera e propria, insomma, e la quantità deve essere abbastanza consistente, almeno fino al 5% del volume finale, anche qui per un aspetto quantitativo, per mettere all'interno del nostro tino una carica sufficiente di lieviti. Monitoraggi microbiologici durante la fermentazione, con questo poi concludo. Mi sembra in tempo. Allora, qui abbiamo 4 diversi ambiti, no? 4 fasi del processo di vinificazione: l'uva, le fermentazioni, l'affinamento e la bottiglia. Ci sono sicuramente dei parametri chimici che ci possono aiutare a leggere meglio l'evoluzione microbiologica, e quindi ad esempio la composizione chimica delle uve, fondamentali l'APA per esempio, no? Per avere un'idea di quanto queste uve hanno attitudine a fermentare, il monitoraggio delle fermentazioni, il monitoraggio della composizione sia complessiva del vino, ma anche di alcuni parametri, diciamo così, caratteristici di alcune popolazioni microbiche, come ad esempio l'acido DL-lattico, che ci può evidenziare un'insorgenza precoce di batteri lattici, oppure i fenoli volatili, che sono tipici dei Brett. E poi ci sono anche dei controlli microbiologici. Sulle uve non ha molto senso farli, perché diciamo così, la popolazione microbica è spesso troppo bassa per avere dati attendibili, ma poi ecco che durante tutto quello che è il processo di vinificazione, sicuramente monitoraggi periodici della popolazione microbica, individuando poi quella che è la tecnica che meglio si adatta a ogni momento del processo di vinificazione, sono fondamentali per riuscire a prevenire, a osservare precocemente la presenza microbica
e quindi poi a intervenire in maniera tempestiva prima che i difetti si manifestino concretamente. Quindi ad esempio, se no, proprio me ne è arrivato uno oggi che devo consegnare una cantina, ad esempio dotarsi di un microscopio e fare delle conte per monitorare l'andamento delle fermentazioni, quindi delle popolazioni microbiche, è una strategia interessante perché ci consente di prevenire, cioè di osservare precocemente gli arresti di fermentazione, mentre invece poi nell'affinamento fare una conto totale dei lieviti non serve a niente, serviranno invece monitoraggi con terreni selettivi per le specie di interesse, quindi per Brettanomyces, su quelli batteri lattici, batteri acetici e quant'altro. E poi appunto sui vini imbottigliati o in imbottigliamento il controllo della sterilità, cioè se vogliamo essere sicuri che il vino sia stabile deve andare in bottiglia senza una carica microbica significativa. Con questo io concludo, ma resto a vostra completa disposizione per eventuali domande o considerazioni di sorta. Grazie mille Raffaele, molto chiare anche le slide che sicuramente torneranno utili. Vediamo se c'è qualche domanda. Io ne avevo una, professore, ma me l'ha sviscerata verso la fine, che era il lato importante del monitoraggio, almeno allora io non sono vinificatore, non ho cantina, ma sto pensando magari a chi ce l'ha e penso ecco, ai momenti di frenetici che ben conosciamo del periodo, anche se nell'ultimo periodo insomma si sono un po' dilatati, nel senso che almeno nel nostro territorio abbiamo la fortuna da un certo punto di vista, di cominciare la vendemmia verso, in alcuni casi anche a Ferragosto per le basi spumanti, e poi arrivare nel caso del Raboso a raccoglierlo anche a novembre, quindi insomma di tempi abbastanza lunghi, però insomma per fortuna o per sfortuna, dipende dai punti di vista, ci sono due apici per il glera, per la produzione di prosecco, e per il pinot grigio, sono le due varietà maggiormente diffuse nel territorio che portano ad avere veramente dei tempi molto ristretti, poco tempo per pensare, eccetera, eccetera. Quindi la mia domanda, ma mi ha quasi risposto alla fine, era capire fondamentalmente sulla materia prima, sull'uva che sto introducendo in cantina, avere l'opportunità di capire se posso fare una sorta di monitoraggio prima di arrivare in cantina, quindi per capire insomma cosa avrò di fronte, però lei mi ha risposto giustamente che forse il monitoraggio più adeguato, che comunque lo si effettua anche normalmente nel caso di vinificazioni, chiamiamole così, convenzionali, lo si fa effettivamente in cantina, ecco. Mi conferma allora, questo? Sì, come dicevo, sarebbe un desiderio di tutti sapere con chi si ha a che fare quando entrano in cantina le uve, no? Questo è indubbio, soprattutto chi fa fermentazione spontanea. Allora, posto che secondo me, ma qui è un mio parere, io non mi occupo strettamente di marketing, insomma, però la fermentazione spontanea ha dietro sicuramente un'idea agricola, ma anche, è inutile dirselo, c'è anche un concetto di comunicazione verso un cliente che deve trovare un prodotto che è confacente alle sue caratteristiche. Allora, quando parliamo di vini che hanno una connotazione varietale molto forte, come può essere per esempio di un prosecco, di un pinot grigio, dove è richiesto un certo tipo di vino, almeno nel concetto che oggi va per la maggiore, forse non ha senso fare la fermentazione spontanea, perché forse non è quello che si aspetta il cliente. Viceversa, in altre tipologie di vino, ma questo non è una critica verso nessuno, è una constatazione di un dato di fatto, secondo me. Dopodiché invece su altre varietà e su altre tipologie di vino, anche con le stesse varietà per dire, no? Però si rivolge a un consumatore diverso che cerca cose diverse, allora può avere senso fare una fermentazione spontanea. Detto questo, il monitoraggio, per come oggi sono concepite le tecniche microbiologiche, anche se oggettivamente la tecnologia è andata avanti, i risultati non si ottengono nei tempi della vendemmia, nel senso che qualsiasi laboratorio difficilmente, mentre vi dai dati chimici in pochi minuti, insomma sono dati attendibili, non vi riesce a restituire in tempi così rapidi i dati microbiologici. Pertanto, secondo me, sulle uve è fondamentale fare, quello sì, delle curve prevendemmiali ben fatte, ok? E anche crearsi delle stelle storiche che ci diano una previsione attendibile di quello a cui andremo incontro, su alcuni parametri che sono poi fondamentali alla fermentazione, quindi l'APA per esempio, l'acidità, in modo tale da
bisogna vedere che oggettivamente se usciamo da un intervallo di accettabilità per questi parametri vanno corretti, indipendentemente che si facciano o fermentazioni spontanee. Quindi se c'è un'acidità troppo bassa va corretta, perché questo se no crea problemi sia a un lievito spontaneo che a un lievito selezionato, perché non mi seleziona la microflora. Se un'acqua è troppo bassa devo correggerlo anche se voglio fare una fermentazione spontanea, perché i lieviti spontanei si cibano di certi substrati esattamente come i lieviti selezionati. In questo sono molto simili. Ecco. Dopodiché è vero che i non Saccharomyces hanno una maggiore, diciamo così, adattabilità al contesto e che chiaramente nella fermentazione spontanea lavoreranno di più, producendo anche maggiore complessità organolettica. Queste sono cose scientificamente dimostrate. Ma se noi non forniamo azoto, i lieviti non si sviluppano e quindi la fermentazione si arresta. Dopodiché, se un vino a gradazione alcolica bassa, sono fortunato, può andare bene, ma affidare la mia pratica enologica, la mia attività produttiva alla fortuna non mi sembra un concetto. In questo, se noi ci confrontiamo con altri settori tradizionali dell'agri-food italiano di assoluto prestigio, come il settore lattiero-caseario, dove sappiamo tutti che i principali formaggi, ad esempio il marchio DOP, sono tutti fatti a latte crudo e spesso senza l'uso di starter, e quindi sostanzialmente in un sistema molto simile a quello a cui si avvicina la fermentazione spontanea, però nessun casario serio non monitora una serie di parametri chimici e non si sogna di non intervenire in caso non ci siano problematiche, in caso ci siano alcune criticità. E su questo secondo me ci vuole molto puntiglio, forse più che nel caso delle fermentazioni con lieviti selezionati. Quindi monitoraggi sulla composizione chimica delle uve per riportarle in caso di squilibrio in una condizione di fermentescibilità, ecco, diciamo così, che non sia solo appunto arrivare a secco, ma anche produrre un vino di alta qualità. E qua sicuramente le pratiche enologiche aiutano, ma in annate estreme le pratiche enologiche non riescono a sopperire, perché se la vite mi va in stress io posso aver fatto tutti i sovesci che voglio, ma se mi va in stress perché c'è un mese di caldo incredibile, io non riesco a intervenire, posso mitigare, ma non riesco a intervenire in maniera significativa. Quindi quello sicuramente. Dopodiché, una volta che invece i processi si avviano, ecco che i monitoraggi microbiologici possono essere utili. Sì, è vero, è un lavoro più da fare in vendemmia, però si può fare, nel senso io ho esperienza di diverse aziende che seguiamo da anni che si sono ritagliate nel loro spazio organizzativo, non solo grandi aziende, una persona che dedica un po' di tempo anche a questo perché è utile, oggettivamente è utile perché ci consente di intervenire precocemente sui problemi, perché la popolazione microbica solitamente manifesta dei sintomi di stress prima che il problema sia eclatante. Se io so cogliere questi sintomi, e lì sicuramente sta l'arte di chi fa sperimentazione spontanea di qualità, se io so cogliere questi sintomi e qualche strumento anche analitico mi ci vuole, allora posso intervenire per ricondurre la popolazione in una condizione di benessere prima che poi dopo si manifestino danni ben seri e spesso non rimediabili. Ecco. Certo, grazie. Grazie. Allora, vedo che ci sono altre due domande. La prima non l'ho molto capita, casomai le facciamo intervenire, ma sì. prova a leggerla, Veronica. Allora, stavo guardando io, ma prego. Avviene l'azione solforosa mediante la fermentazione anche nella frutta secca? Allora, sì, l'anidride solforosa è un additivo alimentare autorizzato in una miriade di alimenti. Negli alimenti solitamente in etichetta voi non trovate solfiti, ma trovate una sigla e qualcosa, adesso francamente non mi ricordo mai qual è, però sì, è un conservante e antiossidante soprattutto, alimentare utilizzato in un ampio gamma di prodotti. Allora, qui se vogliamo fare una piccola digressione, legata anche alla salubrità del vino, che sapete che ultimamente è stato oggetto di una polemica abbastanza incisiva. È vero, i contenuti solforosi presenti nel vino mediamente come milligrammi litro, milligrammi chilo, sono più bassi che in altri alimenti. È anche vero però che nel vino c'è l'alcol, e l'alcol, l'azione diciamo così concordata di alcol solforosa crea più danni al nostro organismo che quelli presenti della pura solforosa. E questo è un problema, è lì che sta nascendo tutta la criticità da parte dell'EFSA, dell'Unione Europea, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e quant'altro, perché effettivamente è inutile nascondersi, il vino ha sicuramente un aspetto storico, sociale straordinario, però contiene alcune molecole, la solforosa, l'alcol e anche le amine biogene, per esempio, che messe insieme creano oggettivamente problemi nel nostro organismo, più che prese singolarmente. E quindi sì, c'è solforosa anche in altri alimenti,
un consumo moderato comunque nei limiti danni. Ecco, insomma. Perfetto. Allora, qui c'è un'altra domanda. Se preferisce leggerla direttamente lei, professore, sì, allora, mi che è dico, un po' elaborata. Nella preparazione del piede cuve ho visto che viene, no aspetti che ne fate due, ecco qua. Nella preparazione del piede cuve, quanto incide percentualmente l'eventuale macerazione con le bucce sulla concentrazione dei lieviti rispetto a un piede in assenza di macerazione? Allora sì, allora io suggerisco sempre di fare una macerazione iniziale, la classica alzata di cappello, perché i lieviti stanno sulle bucce. Quindi se io rimuovo immediatamente le bucce, il lievito non c'è, insomma, sostanzialmente, no? Quindi anche se facciamo piede cuve per un bianco, tanto è l'1-5% della massa complessiva, quindi non influenza il colore, la composizione polifenolica della massa complessiva. Un'alzata di cappello puoi rimuoverla, anche nei vini rossi, perché siamo in presenza di volumi piccoli, quindi la presenza del cappello di vinaccia rischia poi di portare a fenomeni degenerativi. E suggerisco anche di non fare mai un solo piede cuve, ma farne diversi, perché anche lì il rischio di alterazioni c'è, e quindi che se io ho un solo piede cuve, una sola cartuccia da sparare, se invece ne ho diversi posso scegliere quello che è migliore. Quindi alzata di cappello e poi rimozione delle vinacce. Poi andavamo avanti, lo stesso collega procede con un'altra domanda, mi dice nella slide relativa al piede cuve, visto che viene consigliata una solfitazione delle uve, non rischia di mettere in difficoltà i pochi lieviti presenti? Sì e no, nel senso che, ribadisco il concetto, il piede cuve vuole selezionare Saccharomyces cerevisiae, perché, questo è ampiamente dimostrato, qualsiasi fermentazione di successo deve essere almeno conclusa da Saccharomyces cerevisiae, perché è la specie più resistente all'alcol. Gli altri lieviti, no, Saccharomyces, sono utili, tanto che adesso iniziano a comparire sul mercato anche come ceppi selezionati di Lacacea, Candida, Anseniasper e altre cose, perché apportano complessità aromatica, perché hanno metabolismi alternativi a Saccharomyces cerevisiae nella produzione aromatica, ma non hanno la stessa resistenza all'alcol. Quindi nel piede cuve io non ho interesse ad avere complessità aromatiche, nel piede cuve io devo selezionare una popolazione di Saccharomyces, quindi una solfitazione non drammatica ma neanche troppo blanda mi contribuisce a selezionare Saccharomyces, così come in alcuni casi ad esempio un'aggiunta di azoto inorganico, no? Perché è più facilmente assimilato a Saccharomyces. Perché il mio obiettivo nel piede cuve è quello di selezionare una popolazione di Saccharomyces che mi vada a integrare poi le popolazioni di non Saccharomyces già presenti nell'uva, e quindi che poi sarebbero comunque presenti nella fermentazione complessiva. Perfetto, grazie mille. Bene, allora se non ci sono altre domande, io direi che possiamo andare anche in conclusione. Allora, ringrazio nuovamente il professore per la presentazione. Ricordo che sul nostro canale YouTube metteremo a disposizione il video del webinar e troverete anche eventualmente quelli precedenti. Inoltre vi invieremo una mail a tutti voi iscritti inviandovi appunto le slide del professore. Niente, siamo molto felici che anche quest'anno abbiate partecipato in numerosi a questi 4 eventi digitali. Vi consiglio anche di seguirci sui social Facebook e Instagram in particolare per restare sempre aggiornati sui nostri prossimi eventi o iscrivervi alla nostra newsletter sul nostro sito web. Io vi ringrazio nuovamente tutti per la partecipazione. Ringrazio nuovamente il professor Raffaele Guzzon. Grazie a voi. Grazie e alla prossima. Arrivederci. Buona giornata. Arrivederci. Grazie Salve. professore, arrivederci. Grazie.